Riaperture degli ospedali da lunedì con prudenza e applicazione di una serie di regole e poi la sicurezza dei cittadini e la riapertura di tutte le attività lavorative che dovrà essere guidata dal governo. Il presidente Luca Zaia ha ribadito l'importanza delle mascherine che anche senza obblighi e decreti dovrebbero essere usate da tutti perché garantiscono sicurezza e protezione a patto di usarle correttamente. Ripeto ormai all'infinito che la mascherina non è che tu la devi portare perché c'è scritto che se non la porti prendi una multa. E questo utilizzo, che di solito si fa per essere mediamente, diciamo a metà strada tra l'essere multato o no, non serve a nulla portarla così la mascherina. E non serve a nulla neanche portarla così la mascherina. Ma sto parlando della sicurezza per la nostra salute. La mascherina va portata così. La mascherina salva la vita. Zaia, al pari degli altri governatori italiani, sottolinea poi l'importanza della sicurezza di cittadini e luoghi di lavoro, perché con questo passaggio sarebbe molto più facile puntare, salvo il parere positivo della comunità scientifica, a una riapertura generale anche di negozi, bar e ristoranti. E se mettessimo in sicurezza per bene i cittadini con, diciamo, quello che sono gli accorgimenti base, le mascherine, il gel igienizzante piuttosto che i guanti, il distanziamento sociale, potremmo tranquillamente, a mio avviso, a nostro avviso, affrontare un'apertura a 360 gradi. Infine, nelle prossime ore si dovrà affrontare e risolvere la questione delle scuole, dello sport e dei trasporti, strettamente legate alla riapertura di tutte le attività lavorative e commerciali.